ostaggio a Varago di Maserata, una vittima giovanissima, sul posto i carabinieri, l'ipotesi un'aggressione da parte di ignoti. Dopo mesi di siccità, l'ondata di maltempo mette in crisi il sistema idrogeologico nella bassa padovana e in Polesine, allagamenti tra Masi e Castelbaldo, frane e smottamenti sui colli Eugani a Badia, famiglia evacuata. Crollo delle temperature in montagna fino a 35 cm di neve, bufera sulla Marmolada, chiuso il passo Fedaia, sul Grappa una frana blocca una strada, alberi caduti anche nell'Asolano. Ci sarebbe l'asfalto bagnato all'origine del tragico incidente in tangenziale a Porto Gruaro, costato la vita al 18enne Admir Oti, fatale lo scontro frontale con un'altra macchina, il ragazzo guidava con il padre accanto, rimasto ferito. Da Venezia a Padova, prima notte in tenda per gli studenti universitari contro il caro affitti, la protesta sostenuta dai sindacati che scrivono al ministro Bernini per chiedere un tavolo sull'emergenza alloggi. Da Treviso il vicepremier Salvini si dice certo della vittoria al primo turno del candidato del centro-destra Conte su riforme PNRR, tiene la linea, il 2023 sarà l'anno dell'autonomia. Appello dei primari dell'area pediatrica dell'Università di Padova ai giovani, no al digiuno intermittente intrapreso dall'immunologa Viola, i ragazzi mangino sano e insieme alla famiglia. Verso la 94esima durata nazionale degli alpini di Udine, partiti da Colle Umberto, gli ultimi 4 muli del reparto Salmerie di Vittorio Veneto nel ricordo di Iroso, l'ultimo mulo alpino morto a 40 anni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano la cronaca con una notizia giunta pochi minuti fa in redazione, un accoltellamento nel Trevigiano a Varago di Maserata sul Piave, ancora frammentarie le notizie arrivate, sul posto stanno lavorando per le indagini i carabinieri, si tratterebbe di un accoltellamento, la vittima sarebbe un ragazzo giovanissimo, leggiamo alcune notizie dai quotidiani, leggiamo in particolar modo dal Gazzettino.it che dice omicidio nel Trevigiano, lite tra ragazzi dietro la chiesa finisce in tragedia, questa l'ipotesi che leggiamo appunto sul sito del Gazzettino, il fatto è accaduto oggi poco dopo le 17:30 in via Primo Maggio dietro la chiesa, stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di una lite tra due giovani finita in tragedia, la vittima sarebbe un giovanissimo originario del Marocco. Sul posto stanno arrivando il nostro Christian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto, appena possibile ci collegheremo con loro per tutti gli aggiornamenti su questo ennesimo fatto di sangue che si registra nella Marca trevigiana. Veniamo adesso al maltempo, all'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione dopo mesi di siccità. Ora le piogge mettono a rischio il sistema idrogeologico, in provincia di Padova allagamenti sono già presenti nella bassa tra Masi e Castelbaldo, sui colli Eugani si registrano alcune frane e smottamenti e c'è grande preoccupazione per quello che accadrà nei prossimi giorni. Dai 120 ai 150 mm di pioggia in 30 ore, una quantità enorme quella che si è riversata nella bassa padovana, creando situazioni di allagamenti nei comuni di Masi, Castelbaldo e Merlara, dove l'acqua ha invaso le campagne e alcune vie di comunicazione. Il punto della situazione a Castelbaldo dal sindaco Riccardo Bernardinello. Questa enorme quantità ha creato una criticità, non un'emergenza per fortuna, non ancora perlomeno. La criticità nel far defluire le acque in una arteria idrica principale del paese che è lo Scolo Frattesina. In piena attività i volontari della protezione civile e gli operatori dei consorzi di bonifica che hanno tutte le pompe in funzione. Allagamenti sono segnalati anche a Megliadino San Vitale e Monselice. A Montagnana si stanno monitorando i corsi d'acqua. Piccoli disagi a Padova città, mentre sui colli Euganei tutti i comuni sono in stato di attenzione. Protezione civile impegnata a Torregli e Teolo. A Galzignano Terme si è allagata la strada di collegamento tra il comune e Battaglia Terme e si sono registrati alcuni smottamenti, uno in via Sesa. La preoccupazione dei sindaci va però alle prossime ore. L'attenzione è massima, anche la preoccupazione, ma non sul momento attuale, ma su ciò che potrebbe riservarci il futuro nelle prossime ore. Ci tengo a ribadire che la rete idrica del paese è davvero buona, è in buono stato anche dal punto di vista delle manutenzioni. Ovviamente questa quantità davvero incredibile ha fatto sì che si creassero criticità nella zona più bassa del paese, che è la località
Sant'Antonio. Danni che si riversano anche sull'agricoltura, negli orti e nelle coltivazioni di frumento e mais. Dal presidente della CIA di Padova, Luca Trivellato, una considerazione. In termini però di prospettiva, l'elemento che segnaliamo è il fatto che la mancanza di riserve d'acqua per il periodo estivo comunque rimane un elemento di criticità, perché la mancanza di neve in montagna comunque provocherà quasi sicuramente un ridotto apporto idrico durante il periodo estivo. La situazione più complessa però rimane in Polesine, sono una sessantina gli interventi tra Padova e proprio il Rodigino. Dalla notte scorsa vigili del fuoco del comando di Rovigo impegnati in tutta la provincia per allagamenti, danni d'acqua, alberi abbattuti, assistenza a persone in difficoltà. Non si segnalano tuttavia feriti. Particolarmente colpita la zona tra i comuni di Salara, Castelmassa, Occhiobello e Badia Polesine. In quest'ultima località nella notte una squadra speleo alpino fluviale ha evacuato una famiglia bloccata in casa dall'acqua. Impegnate nel territorio squadre provenienti dai distaccamenti di Castelmassa e dalla centrale di Rovigo, insieme a numerosi volontari della protezione civile. E sempre nel Rodigino vediamo queste immagini dei vigili del fuoco che testimoniano i continui interventi, in particolar modo per prosciugamenti, danni d'acqua e sopralluoghi per tetti pericolanti. Idrovore impegnate per liberare una strada che ostruisce l'accesso ad un'azienda agricola nel comune di Giacciano con Barucchella. Un canale poco fuori Rovigo è esondato in una zona agricola, ma non creando al momento preoccupazioni. In pianura piove, in montagna è tornata la neve, le temperature sono precipitate, fino a 35 centimetri sono caduti in queste ore in molte località, tanto da essersi resa necessaria quest'oggi la chiusura del passo Fedaia. L'inverno è tornato sulla Marmolada, ma l'apice delle precipitazioni nevose è stato raggiunto a Ravales nel Cortinese con circa mezzo metro e poi a Rabba oltre 40, più di 30 centimetri sono caduti a Col dei Baldi tra Alleghe e Zoldo, così come sul Falzarego sopra Falcade e sul Nevegal. Nuove nevicate sono possibili nella serata di domenica. E il maltempo che si sta battendo sulla Pedemontana ha causato uno smottamento sul massiccio del Grappa. Le precipitazioni intense delle ultime ore stanno iniziando a farsi sentire sulla tenuta idrogeologica del territorio, soprattutto nelle zone di montagna. Questa notte si è verificato infatti uno smottamento a Pieve del Grappa sulla strada che si inerpica sul massiccio. Poco dopo la mezzanotte una frana è caduta sulla strada nel tratto denominato Via Sant'Andrea in località San Liberale. Secondo le prime informazioni pare che i massi si siano staccati da un costone a causa delle abbondanti piogge, finendo sulla carreggiata. Subito è scattato l'allarme e la strada è stata chiusa al traffico. Ci sono alcuni residenti che sono rimasti bloccati perché via Sant'Andrea a San Liberale è una strada senza uscita. I locali della zona erano invece chiusi e quindi non ci sono stati problemi per eventuali ospiti o per il personale. Non si segnalano feriti, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Nel corso della mattinata anche il sindaco Annalisa Rampin è salita in San Liberale per verificare la situazione assieme a un geologo. Il massiccio del Grappa è sotto i riflettori in queste ore perché in passato, in occasione di piogge intense e periodi di maltempo, si sono spesso verificati smottamenti e frane che hanno isolato intere zone per giorni. Nel frattempo continua a piovere sulla Pedemontana e sui rilievi, dove le temperature sono scese a picco e si è rivista pure la neve. Sul Monte Verena, nell'altopiano di 7 comuni, si è già creata una coltre bianca di alcuni centimetri che di questa stagione è piuttosto rara. E potrebbe essere stato l'asfalto bagnato a causare l'incidente, costato la vita ad un 18enne di Concordia Sagittaria, incidente accaduto a Porto Gruaro, altre 2 persone sono rimaste ferite. Drammatico incidente stradale lungo la tangenziale di Porto Gruaro. A perdere la vita un giovane di 18 anni, Admir Oti, che viveva con la famiglia a Concordia Sagittaria. A bordo dell'auto anche il padre. Il giovane è stato trasportato all'ospedale all'Angelo di Mestre, ma non ce l'ha fatta ed è ricoverato in gravi condizioni anche il padre a Porto Gruaro. Coinvolta anche un'altra auto e quindi c'è anche un terzo ferito. L'incidente è avvenuto in un tratto della tangenziale dove in passato si erano già registrati altri sinistri. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Porto Gruaro. I sanitari del SUEM hanno trasportato d'urgenza il giovane Admir all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove però è espirato dopo alcune ore. Il padre invece è ricoverato a Porto Gruaro. Con il passare delle ore le sue condizioni
condizioni sono migliorate, mentre il conducente della seconda auto è ricoverato a Treviso. Admir frequentava l'istituto professionale di Portogruaro, viveva con la famiglia di origine kosovara a Concordia Sagittaria. Sui profili social del ragazzo tanti messaggi di cordoglio, un duro colpo per tutta la comunità. È sempre un dispiacere per tutta la comunità un avvenimento del genere, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per un incidente stradale, ed è successo a un ragazzo di 18 anni del quale insomma tutti quanti noi con grosso dispiacere abbiamo appreso di questa notizia, insomma. Quindi faccio le mie condoglianze alla famiglia e auguro al padre insomma che si rimetta al più presto dalla sua condizione, e anche all'altro ferito che è stato coinvolto in questo incidente. Completamente ubriaco spara in aria con una scacciacani. L'uomo, 48 anni, moldavo, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. È accaduto a Castelfranco. Ha raggiunto la sala d'attesa del centro unico di prenotazione del locale ospedale civile armato di una pistola scacciacani. Poi un 48enne di origini moldave, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, ha iniziato a sparare in aria diversi colpi. Immediatamente una guardia giurata ha allertato i carabinieri della compagnia di Castelfranco, che hanno raggiunto l'uomo bloccandolo. Fortunatamente in quel momento non c'erano né pazienti né sanitari. L'arma, priva di tappo rosso, è stata sequestrata, così come una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm. Le ipotesi di reato a carico del 48enne, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, sono porto di oggetti atti ad offendere e molestia o disturbo alle persone. Nel pomeriggio scorso a Treviso un 30enne italiano sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di una pistola a gas priva di tappo rosso riproducente un modello in uso alle forze di polizia. Anche in questo caso l'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Torniamo alla notizia d'apertura. Un giovanissimo accoltellato ha perso la vita a Varago di Maserata. Andiamo sul posto con il nostro Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto. Sì, buonasera Francesca, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo davanti al luogo del delitto, siamo nella zona dell'hotel Dotto. Possiamo fare queste immagini in questo preciso istante perché i giovanissimi coinvolti in questo delitto, non si sa ancora a quale titolo, sono stati portati via pochi minuti fa dai carabinieri. Parliamo di giovanissimi come la vittima sarebbe un 17enne originario del Marocco. Fino a poco fa, posso dirti Francesca, io e Nicoletta Rizzetto abbiamo visto volti di giovanissimi, proprio persone di 16-17 anni, quindi stiamo raccogliendo tutti i dettagli che vi forniremo ovviamente nelle prossime edizioni. Qui sul posto ci sono i carabinieri, non so se posso già intercettare il colonnello Ribaudo, comandante provinciale di Treviso. Buonasera colonnello, siamo in diretta su Antenna 3, che cos'è successo? Buonasera, un ragazzo, un 17enne italiano è deceduto a seguito di un accoltellamento. Ci sono in corso approfondimenti, sembrerebbe che il fatto sia maturato a seguito di una lite con altri coetanei, le cause sono ancora in corso di accertamento, abbiamo individuato delle persone che sicuramente hanno una connessione con i fatti, stiamo svolgendo degli approfondimenti con l'autorità giudiziaria e con la Procura della Repubblica di Treviso per verificare se vi siano poi dirette responsabilità in ordine all'omicidio di questo giovane. Quindi parliamo di 17enni minorenni, sì, poco più che maggiorenni. Le età sono queste, quelle che appena delineato, fa 17, 18, 19, sono queste le età. E alcuni li avete già condotti in caserma? Sì, alcuni sono stati portati in caserma per verificare bene quale sia la connessione rispetto ai fatti, all'omicidio del giovane. Ecco, dove è successo il delitto? In che zona precisa? All'interno di una nella stessa siamo qua a 350 metri dal fatto, da dove ci troviamo noi, insomma.
Ok, quindi ma è successo all'interno di un appartamento, all'esterno? No, all'esterno. Quindi all'esterno di un appartamento? Sì, assolutamente. L'arma del delitto? È un coltello, però poi su questo, ripeto, dobbiamo fare ancora degli approfondimenti. L'abbiamo rinvenuto, siamo ancora nelle fasi, il tutto è successo poco tempo fa, quindi insomma... Il corpo della vittima è ancora... Il corpo della vittima è ancora... Sì, dovrebbe essere ancora sul luogo in attesa ovviamente dell'intervento del medico legale e degli accertamenti che vanno fatti sul posto e dei rilievi che sono comunque già in atto. Grazie infinite colonnello. Ecco Francesca, ti restituisco la linea per il momento, ovviamente ci vediamo per le edizioni di Treviso. Grazie davvero Cristian, in tempo reale anche insomma gli ultimissimi aggiornamenti direttamente dai carabinieri che stanno eseguendo le indagini su questo omicidio, su questo accoltellamento che vede vittima un giovanissimo, un 17enne. Grazie a Cristian Arboita, Nicoletta Rizzetto. E adesso parliamo della protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, prima notte in tenda da Venezia a Padova. Coperte e piumini, teli antipioggia, la prima notte degli studenti universitari in tenda fuori dall'università a Padova come in altre 7 città italiane universitarie, da Milano a Firenze, da Roma a Bologna. La protesta contro il caro affitti durerà ad oltranza, dentro le tende i volti e le storie degli studenti fuori sede. Io vengo dalla Liguria e pago più di 300 euro di affitto, tra l'altro casa trovata dopo lunghe ricerche, dopo 2 truffe subite, una mi ha fatto anche perdere un sacco di soldi. Da dove venite? Io dalla Puglia. Io dal Piemonte. Quanto pagate d'affitto? D'affitto il primo anno pagavo 3,80 per una doppia. E adesso hai trovato qualcosa? Adesso ho trovato qualcosa di più fattibile, pago 2,50. Tu? Io pago 5,30 per una singola, sono molto in centro, però l'appartamento è discretamente orribile, siamo 3 ragazze con un bagno solo, bagno cieco. Il sindacato studentesco UDU ha scritto alla ministra Bernini e ha chiesto la convocazione urgente di un tavolo presso il Ministero dell'Università per trovare soluzioni alla crisi abitativa. Noi abbiamo un obiettivo chiaro e preciso, tutto quello che riguarda la residenzialità e l'abitare è una questione prettamente regionale, dunque chiediamo un tavolo alla regione, chiediamo un confronto aperto, noi che siamo rappresentanti all'interno delle università, affinché si possa trovare una soluzione nell'immediato. Studenti che hanno ricevuto la solidarietà del sindaco di Padova Giordani. In mattinata sono arrivati anche il segretario nazionale della FIOM e il segretario padovano della CGIL. Con l'inflazione che c'è, poter pagare i mutui, gli affitti e il potere d'acquisto è, come dire, messo in grossa discussione, e sono questi punti su cui bisogna contrattare con le imprese, con il governo e le istituzioni per poter migliorare la condizione di vita delle persone. Il problema è che ad oggi tavoli negoziali non ce ne sono. Qui c'è una doppia penalizzazione, si colpisce il diritto all'abitare e si colpisce il diritto allo studio, perché chi non può permettersi deve rinunciare, penso a tanti fuorisede, e deve andare via. È chiaro che di fronte a questo ci vogliono scelte, un governo politico che non arriva, bisogna dare risposte a partire dalla regione. Perché il diritto allo studio è anche diritto alla casa e nonostante l'allerta meteo prevista per le prossime ore, continuerà con una staffetta di ragazzi la mobilitazione in attesa di ricevere un invito a discutere dalle istituzioni. Speriamo ci sarà un incontro con la rettrice, sì, al momento non c'è ancora stato. Ci auguriamo che ci sia insomma un incontro di qualunque tipo. Il vice premier, leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Treviso a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte. Sono certo nella vittoria al primo turno, ma bisogna andare a votare, ha detto Salvini. Non vedo l'ora che arrivi lunedì pomeriggio, così almeno qua la chiudete al primo turno, ovviamente. I ballottaggi lasciateli a qualcun altro. A Treviso la partita si chiude al primo turno. Mi raccomando, conto su di voi per questo, da segretario della Lega. Più che una previsione, quella di Matteo Salvini sembra una certezza. Certo, a 3 giorni dal voto non mancano le variabili. Spero che voti tanta gente, perché magari 2 gocce d'acqua alla dunata degli Alpini a Udine, magari qualcuno pensa Conte ha già vinto, la Lega ha già vinto, non serve che io vada a votare, ecco. Il voto è un diritto, non dico un dovere. C'è poi una partita nella partita, quella tutta interna al centrodestra, con la Lega che vuole ritornare primo partito in città, superando Fratelli d'Italia. Poi l'ultima elezione che c'è stata è quella in Friuli Venezia Giulia, poche settimane fa, dove Massimiliano Federica ha stravinto e la Lega è stata scelta come primo partito. Quindi
conto che anche a Treviso possa finire nella stessa maniera. E da Treviso il vice premier detta di fatto la linea politica di giornata, inevitabile partire dalle tensioni sui migranti con Francia e Spagna. Da autonomista ritengo che ognuno si debba fare gli affari suoi. Lezioni dai francesi non ne prendo, visto che respingono i bambini di notte nei boschi al confine con Ventimiglia, anzi chiedo ai francesi di rispettare gli impegni presi sulla TAV. Ma i dossier sul tavolo sono numerosi, compreso quello del caro affitti, degli studenti fuori sede, dell'emergenza abitativa. Fare un nuovo piano casa di edilizia convenzionata a prezzi accessibili soprattutto per chi guadagna cifre che non permettono di comprare o di affittare è uno dei miei obiettivi. Sostanzioso inoltre il capitolo delle riforme tra presidenzialismo e soprattutto autonomia. Ricostruzioni di palazzo raccontano di una premier Meloni che vorrebbe rinviarla a dopo le europee. Fantasie di qualche giornale. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme. A Palazzo Rinaldi Salvini blinda il quarto lotto della tangenziale, garantisce la messa a terra del PNRR, parla di sicurezza stradale incontrando l'associazione Alba. A sostegno di Mario Conte, la Lega di oggi e di ieri, Giampaolo Gobbo scalda gli animi. Noi non ci nascondiamo dietro i cosiddetti sindaci civici o altre situazioni. Noi siamo Lega. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, appello dei primari di Padova ai giovani, no al digiuno intermittente, mentre è forte l'invito a mangiare sano insieme alla famiglia. No al digiuno intermittente e al salto dei pasti, soprattutto per i più giovani che cercano di diminuire peso. Ci deve essere invece un impegno per sani stili di vita. Lo scrivono 4 direttori del corso di laurea in medicina dell'Università di Padova, che il 22 maggio presenteranno a 800 studenti delle scuole superiori di città e provincia la Carta di Padova per la salute dei giovani. Il documento, pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Pediatrics, è stato condiviso da Eugenio Baraldi e Liviana D'Adalti del Dipartimento Didattico di Salute della Donna del Bambino, Michela Gatta di Neuropsichiatria Infantile e Giorgio Perilongo, direttore della clinica pediatrica. Soprattutto durante e dopo il periodo del Covid sono aumentati i disturbi alimentari negli adolescenti e in particolare disturbi anoressici potenzialmente molto gravi, spiegano i pediatri padovani. Il digiuno intermittente, molto in voga in questo periodo dopo che l'immunologa Antonella Viola ha raccontato la sua esperienza, è associato in modo scientificamente significativo, specie nelle giovani donne, a disturbi psicopatologici alimentari. Saltare la cena per 4-5 volte alla settimana, inoltre, corrisponde a deprivare una famiglia di un rito importante, qual è sedersi insieme la sera attorno alla tavola, con possibili implicazioni deleterie sui figli e anche sulla famiglia stessa, come scarso rendimento a scuola, ansia, comportamenti violenti e calo dell'autostima. Non cenare insieme, concludono i primari padovani, per aderire a diete che prevedono di saltare il pasto serale è il rischio di creare isolamento, senza educare invece ad una sana alimentazione. Conto alla rovescia per la dunata degli alpini di Udine. Oggi è partito il reparto Salmerie con i muli. Ecco, vai. Forza, vai. Anche il reparto Salmerie è partito verso Udine per la dunata nazionale numero 94. 4 muli accompagnati da una ventina di alpini, prima tappa a Passariano, poi a piedi fino a Bertiolo per onorare gli amici che non ci sono più. Il viaggio proseguirà a Campoformido, da dove le penne nere raggiungeranno Udine per lo sfilamento di domenica, e nemmeno l'incognita maltempo potrà rovinare la festa alpina. Prontissimi? Sì, pronti alla partenza. Bel tempo, brutto tempo, gli alpini sempre avanti devono andare. A Colle Umberto ad aiutare nei preparativi è arrivato anche un alpino della sezione bolognese-romagnola. I Vittoria Veneta, i muli sono come, diciamo così, le frecce tricolori dell'esercito. Senza muli non si è alpini. Muli che non potevano mancare nemmeno a Udine, loro da sempre legati al corpo degli alpini, immancabili protagonisti delle adunate, amati da grandi e piccoli. Rimangono meravigliati e quindi scocca l'applauso e a noi scocca la lacrimuccia. E insieme ai 4 muli rimasti nel reparto Salmerie, alla 94esima dunata idealmente ci sarà anche Iroso, l'ultimo mulo alpino morto 3 anni fa. Per noi non era solo un mulo. Cosa posso dire?
mi commuovo, era un amico, perché quando ci vivi insieme tanti anni e se ne va, per noi è stata una stretta al cuore, ecco. L'impegno del reparto è proprio quello di trasmettere l'importanza e la storia di questi animali. Speriamo di trasmetterlo anche agli altri, questa emozione, e di trasmettere soprattutto conoscenza di quelli che sono questi animali, a volte troppo spesso dimenticati e che noi amiamo davvero. E Antena 3 seguirà in diretta la giornata clou di domenica con le emozioni della sfilata delle penne nere, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino a sera per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. E come sempre potrete mandare i vostri messaggi al 351 1755 340. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Sarà ancora perturbato sul nostro territorio, ancora condizioni di maltempo. Il dettaglio di venerdì 12 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso e discontinuo, più diffuse nel pomeriggio ma improbabile diradamento in serata sulle zone dolomitiche. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso, in giornata piogge sparse e intermittenti, in genere moderate, con probabili rovesci o temporali su pianura e costa. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 15-17 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine che si attesteranno tra i 16 e i 17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.